Presentato nei giorni scorsi il trittico vitivinicolo, una fotografia promossa dalla Regione Veneto Agricoltura e da VEPA, che tira le conclusioni sulla vendemmia e non solo. Oltre 104.000 infatti gli ettari in Veneto, dei quali il 75% a bacca bianca, un settore in salute che si conferma locomotiva dell'export enoico italiano. 3,5 miliardi di euro di prodotto, insomma, su 8 miliardi e mezzo di agroalimentare, ti vengono i brividi a pensare. 36% dell'export, cioè numeri incredibili, però non dobbiamo, lo dicevo prima proprio in sala, non dobbiamo sederci, dobbiamo collaborare. Lo dice uno che viene dalla montagna e che da questi grandi produttori deve solo imparare, da questi grandi consorzi deve solo imparare, però il mio contributo di amministratore, di politico, che rappresenta una struttura importante come quella della Regione del Veneto, è quello di aiutarli nei tavoli romani, nei tavoli europei e anche dentro la nostra struttura regionale. Tuttavia non mancano le sfide al fianco di zone volano, anche aree produttive e varietà che necessitano di una maggiore promozione e comprensione. I dati ci raccontano un Veneto che nel settore vitivinicolo continua la propria corsa, anche se stiamo analizzando i primi 3 trimestri del 2025 dove c'è stato addirittura un aumento dell'export dello 0,5%. È vero che ci manca l'ultimo trimestre, che è quello che ci preoccupa un po', perché in questo caso abbiamo l'incidenza dei dazi americani che nel frattempo sono entrati a ruolo, diciamo così, e quindi questo è sicuramente un motivo di preoccupazione, però in teoria dovremmo chiudere anche con questo leggero rallentamento nell'ultimo trimestre con un anno sostanzialmente positivo, sia dal punto di vista commerciale sia per quanto riguarda l'aspetto della produzione in termini di quantità e di qualità. Ancora presto per capire se i dazi saranno effettivamente delle criticità, tuttavia ci sono già delle soluzioni all'orizzonte. La difficoltà è su vini che hanno gradazione alcolica elevata, che pescano solamente sul mercato americano o cinese, rossi, e lì bisogna aiutarli, collaborare, creare fondamentalmente una sorta di cabina di regia per lavorare assieme in una sorta di sperimentazione sia di gusto che di grado alcolico, ma anche di mercato. Fondamentale quindi guardare al futuro del comparto. Di fronte alla situazione che stiamo vivendo a livello, diciamo, geopolitico, così come anche il tema dei cambiamenti climatici, ci impongono di fare alcune riflessioni, e il compito dell'agenzia e quindi di Veneto Agricoltura è proprio questo, cioè cercare di studiare, grazie alla ricerca, all'innovazione tecnologica, trasferire queste conoscenze al mondo agricolo per far sì che si affrontino queste sfide in maniera differente.